Sanità a confronto tra Regione Veneto, Comune di Belluno e Comune di Feltre. Sul tavolo l'organizzazione sanitaria, i progetti della Regione per potenziare le strutture, il problema della carenza di medici, di primari e sanitari, le possibili soluzioni per ottimizzare i servizi e migliorare la gestione per i pazienti. È stata affrontata anche la questione della RSA, dove dopo il Covid i conti non tornano in quanto le quote relative ad alcuni servizi sono sottostimate. A mio modo di vedere è stato un incontro veramente positivo, dove abbiamo portato tematiche importantissime, quali la sanità, è un settore che tocca tutti quanti, e abbiamo portato, ecco, le istanze di tanti cittadini e associazioni che in questo periodo, ecco, vengono a rappresentare un certo malumore. I comuni di Belluno e Feltre hanno presentato le difficoltà che emergono dai colloqui quotidiani con i cittadini e dato un quadro preciso e completo della situazione per come viene vista da Palazzo Rosso e Colle delle Capre. Si tratta di migliorare i servizi sanitari della montagna tutta all'interno di una visione unitaria della sanità bellunese su cui le due amministrazioni condividono la stessa visione. Abbiamo anche discusso delle RSA, le difficoltà che stanno vivendo dopo il Covid e soprattutto anche nella gestione degli stati vegetativi e dei SAPA, quindi settori che hanno bisogno di molta più attenzione, quindi capire anche se la regione riusciva, ecco, a essere più vicino anche alla gestione di questi settori importanti.